Benvenuti alla seconda parte di 4MAQ, la trasmissione sull'hip hop isolano. Ci siamo spostati dagli All Caps, tra Nuoro e Sant'Odoro, a Sassari, dove andiamo a intervistare il Voodoo, Gioca e Mozza, Tattarizzi dai. Io so chissà, so che chissà sa che so. La storia hip hop di Sassari so, da quattro gatti a un bel po'. Riporto fatti che ho vissuto infatti. Io so chissà, so che chissà sa che so. Io so chissà, so che chissà sa che so. La storia hip hop di Sassari so, da quattro gatti a un bel po'. Mi sono avvicinato alla cultura hip hop intorno ai primi anni 90 con il rap. Ho iniziato ad ascoltare musica rap e poi mi sono reso conto che era una cultura. Già da quel periodo c'erano i primi film che parlavano di hip hop. Stavo a scuola, quando sono alle superiori, insomma, ho iniziato anche a avvicinarmi molto al writing come prima cosa, diciamo, cui sono stato operativo e creativo. Il writing, niente, ho iniziato a fare dei bozzetti un po' seguendo quelli che erano gli esempi nella città di Sassari. Gli esempi erano ben pochi, c'era Palolo che era uno dei primissimi writer a Sassari, che aveva fatto dei pezzi vicino alla stazione, faceva lettering e puppet, insomma ero rimasto molto colpito. Poi c'era chiaramente le riviste, le prime fanzine che giravano, quelle in bianco e nero, quelle a colori, poi c'è stata L. E niente, poi un po' iniziavo a seguire quello che c'era, che era anche, diciamo, quelli che poi diventeranno i miei amici, che sono i ragazzi della STK, Sound True Color, dove c'erano personaggi come Stile, Kizza, al tempo si chiamava Randa. Niente, mi sono avvicinato a loro, li ho conosciuti perché facevano la stessa cosa, facevano i bozzetti e a un certo punto abbiamo formato, anche riunendoci negli stessi posti, una crew che si chiamava GVC e che poi ha iniziato come crew di writing che comprendeva, diciamo, l'STK, molti dell'STK e poi tanti altri che sono avvicinati e hanno iniziato anche a fare il rap. Da lì è nato il gruppo del Voodoo, che era composto da tutti quelli della GVC che avessero velleità di rapper, diciamo, di cantanti. Quelli che hanno sempre seguito alla fine siamo stati io, Mozza, Mr. Bro, Pelo e poi un po' di altri hanno fatto delle prove, Peach aveva fatto delle prove, Pesca. E insomma, ognuno ha provato sempre a fare un po' di rap. Già Padrino Noise aveva iniziato a fare anche i primi scratch, insomma il gruppo si è formato così, con personalità che venivano e andavano. Un punto fisso siamo sempre stati io e lui e tuttora continuiamo. Che mi ha sfiorato, non scordo a luci ciò che ciò per me era rappresentato. Chi c'era al gremio a Carbonazzi, ciò non l'ha scordato. SLC più Sied e Menir più RD di poi Tudorra sopra il mic, ogni trip. Se tu mi chiedi a veri o dico no, tu non veri. Gli aperti sverbis via Venezia, gli scleri del Meri. La gente in zip allo smile, personaggi seri. Fratelli sorella sprena infine ai pompieri. Estate al caos, al Sarrone o Frenzi al CC. Sassari nazione bercando OVS sui breakbeat. Un'ovazione per la Hall of Fame. A San B, Etro, ti porto indietro su sto film. Il bla 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 bla. La gente parla addosso ma la verità non sa. Bla, e ancora bla 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 bla. Piangiame su in un posto mentre un'altra la realtà. Bla, a Sassari città il bla 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 diventa ancora più grosso. Bla 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 bla. Bla, è spesso il passatempo della gente che non sa parlare d'altro che parlare di un altro. Bla bla bla. Quindi nei testi, diciamo, cerchiamo sempre di rappresentare un certo disagio che si ha nella società, diciamo una certa rabbia molto spesso e in genere si parla più di quello che non va, anche cercando a volte di ironizzare, comunque sempre parlare di qualcosa che non va nella società. Quindi fare in modo che i propri pensieri possano avere un punto di arrivo, anche scritti in una canzone, e che possano arrivare a più gente possibile. Questo è il bla 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 bla. La gente parla addosso ma la verità non sa. Bla, e ancora bla 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 bla. Piangiame su in un posto mentre un'altra la realtà. Bla, a Sassari città il bla 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 diventa ancora più grosso. Bla 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 bla. Bla, è spesso il passatempo della gente che non sa parlare d'altro che parlare di un altro. Bla bla bla.
Ti chiamo perché so la verità. A quello là l'ha fermato la polizia in stato di ebbrezza con l'amica e con sua zia, che oltretutto aveva una rara malattia. Mi han detto che era in via, Aspetta, com'era il nome? a fianco a Santa Maria. Però l'amica C'è una cosa che ci sta molto a cuore a livello dei testi, è quello di non essere autoreferenziali, nel senso di non comunicare soltanto alla scena hip hop e non parlare soltanto di hip hop. Quello che ci interessa è parlare di tante cose, di parlare di certi sentimenti che abbiamo, e quello che ci interessa è che la gente che si senta, diciamo, nella stessa situazione, che abbia provato le stesse cose o che sia d'accordo con noi, apprezzi questa musica e l'ascolti. Questo è quello che interessa di più rispetto che non richiudersi in una nicchia dove purtroppo secondo me l'hip hop in Italia è stato a volte troppo relegato. la mania, Sia, li chiamo io gli altri della grepa, sia chiaro che io non so nulla, bene va. Bla, questo è il bla, Allora, il linguaggio che usiamo nella nostra musica è un linguaggio molto vicino alla maniera in cui parliamo. Cantiamo in italiano soprattutto, con molte parti dialettali in mezzo, un po' diciamo quello che si parla a Sassari, un italiano sporco, un sassarese porcheddino, un misto tra italiano e sassarese ogni tanto, ma perché è un po' la realtà di Sassari. Sassari è una città che ha ricevuto immigrazione da tutta la Sardegna, insomma, cioè, la mia famiglia lo stesso viene metà nuorese, metà sassarese, quindi chiaramente non parliamo il sassarese perfetto, si parla insomma quello che si riesce, e comunque noi in generale scriviamo in italiano con delle inflessioni.